Prima mancava 2 tacchette, dopo adesso segna pieno, ma fra un po' ne mancano 4. Questo perché, sì, lo so se è brutto qua, ma d'altronde come è fatto? Perché qua il batte, cioè se lavoretti un fiat particolari e dopo come fai a inserire sta striscia qua portacavi che è a incastro e a doppio incastro? Non ti dico, guarda che forma che ha l'angolo, quante bestemmie ogni volta per metterla, cioè bestemmie nel senso che in 2 ci si mette buoni quei 4 minuti, anche 5. Direi cosa sono 4-5 minuti? Beh, insomma 4-5 minuti intensi di rottura dei coglioni, tanti, insomma, ecco, per rottura dei coglioni diciamo che dopo i 10 secondi ogni roba se 70, ogni unità di misura del tempo 70. So che glielo devo dire, aspetta che ho messo appena sai prima mattina, sì, che il gas in base alle temperature si espande e si contrae, no? Magari non uso i termini appropriati per il gas, però concettualmente il discorso è quello. Se tu noti, infatti, a conferma di quanto che so di dirti, ciao Besa, nei distributori d'inverno ti costa molto di più ed è stata molto meglio. No, mi andava più il riscaldamento perché si è staccato, eccolo là, il positivo da lì, eccolo là, adesso lo riattacco. Buongiorno Italia, è da tantissimo che non faccio e monto video, tu come sempre non te ne accorgi perché c'erano 8 mesi di differenza, ora dovremmo essere arrivati a 1 mese di differenza e a breve arriveremo ad allinearci. Questo perché provo un po' di, non frustrazione, ma di neanche noia, non lo so, non mi piace montare i video di quando facciamo le girate in bici, è una cosa al momento inspiegabile, cioè a me piace da matti esplorare il mondo in bici, perché è così che lo esplori, cioè anche a piedi per carità, però siccome non sono un camminatore, nel senso che devo avere una postura scorretta, quindi camminare mi fa solo male, e in bici vedo quelle cose indescrivibili, ma anche come quantità, no? E quindi è bellissima l'esperienza, no? Però montare i video, guarda che sei proprio è una tortura, cioè mi annoio a morte, proprio mi annoio. È una incredibile, Dio buono. Attenzione, cosa ho appena detto, mi annoio a montare i video dei giri in bici, cioè qui qua GoPro, qui mentre si è in corsa, cioè qui proprio sei una roba, ma è un peccato, perché con quelli che vedi tutti i panorami, le cose bellissime, no, non capisco sta roba. Ecco qua, ho portato la mia vecchia a vedere il mare, sì, a lei piace tanto, sì, e che ormai non riusciamo a fare tutta sta strada, ma un po' alla volta, dico, dandogli una manina. Ara qua, una chela del granchio blu, vedi tu? Guarda come che è armatissimo, pare quasi un ninja, guarda che mi pare che roba, pare i personaggi qui dei videogiochi. Qui c'è un cagnolino, che non cammina, però quando c'è il cibo ci si arrampica, Dio buono, si arriva fino ai piani alti, vero Emi? Piani alti, sì. Che tipo, no, vedi, anzi aspetta, ti faccio vedere, guarda qua, guarda che elemento, vedi tu, guarda, abbiamo questo elemento qua, guarda che fai stretching al collo però, vedi? Sì, che ogni accenno del cibo a me va via di testa, vedi tu, e sì che guarda che mangia tanto il cipissa tu, non le faccio mancare niente, insomma ti dicevo, vecchia, te pare che faccio pian che te copi, che faccio mancare qualcosa. E qua ci passiamo domani che devo prendere dei pezzi. Non c'è niente che piace a me però. Ah sì, che fanno il trenino. Sì. No, a me piacciono i fari, il culo della Panigale, ma null'altro della Panigale. E del nuovo sinceramente no, non mi attizza proprio niente. Di suo per me non c'è qualche moto seria, no? Solo porca miseria. Panigale, ah sì, c'è la 900 Super Sport, qua no, niente, la Diablo non mi piace, e altri Panigale, sa quella 1300, c'è una moto da corsa 1300, una Ducati Panigale 1300, aspetta che inquadro anche giusto, 1300 ero devo dire, non so se si è capito, 1300, cioè numeri che danno la testa, 1300. Ara, Evan Life personalizzare Maronda Drio davanti sai. No, questa è la canzone di Catara Noise. Eccolo qua! No! Ci imitano, cosa vogliono quelli? I sarà singani, Dio caro. Porca miseria.
il CP che mangia con stile, vedi tu? Tipo un fiamma Michael Jackson. Allora, questo è il motorino, adesso misuriamo un po' e come faccio ad andare a misurare là dentro. Comunque sarà un 4 mm il diametro di quel tubetto di gomma, e dentro il tubetto di gomma c'è il pistoncino che slitta, quindi servirebbe una specie di fascetta metallica che però, vedi, non vada a sbattere poi in quei bordi lì. Cos'è? 2 mm e mezzo, 3 lo spazio di qua e lo spazio di là. Che ho fine. Sto diventando scemo perché c'è la ventolina dell'Alde che non mi ricordo se l'ho già detto, praticamente è collegata a questo tubo di gomma del diametro di 4 mm. Dentro c'era questo cilindro in acciaio e slitta, e slittando non fa girare la ventola, e ha fatto la notte con 15 gradi dentro. Adesso vedo di capire un attimo, proverò a vedere se ci può entrare della Loctite per bloccare un attimo e eventualmente gli faccio 2 giri con del fil di ferro che lo giro con la pinzetta, ma vediamo, perché è un lavoro veramente in minuteria. Vabbè, soluzione una ferramenta mi hanno regalato sta microfascetta, vediamo. Ragazzi, dipende da quanti contemporaneamente mi guardate nel monitor. Perché rido? Non so, rido, se quando si dice da noi rido per non piangere, porca miseria, perché mi vedi particolarmente buttato giù, non tanto per poi quella ventolina che io ripeto, toccatemi tutto ma non il camper. Se si ferma a moto, si rompe qualcosa, chi se ne ciava, la si sistema, col calma, non me ne aspetto un cazzo. Se rompe le biciclette, mi si sono rotte tutte e due, con calma si sono aggiustate e si è fatto, chi se ne frega. Ma il camper non stai toccando, ragazzi, perché è l'unica cosa che proprio non mi si deve toccare. Camper e computer non me lo si deve toccare. E porca puttana, adesso c'è sto cazzo di ventolina che slitta, il tutto, ecco, perché faccio sempre i giri lunghi con parlo, sono una roba incredibile, il tutto aggravato dal fatto che il gatto è stato a miagolare tutta la notte, quindi non ho chiuso occhio e basta. Vabbè, mi hanno provato, adesso sono talmente fuso che non so neanche se ti ho già raccontato queste robe o no, pensate, mi hanno dato una microfascetta, però comunque la testa, sai quelle lì che chiudi con la vite, ma la testa comunque era troppo grande, quindi non ci stava, sbatteva e non girava. Ho provato un po' di tutto, fil di ferro eccetera, ma era troppo grosso, quindi non si avvitava, insomma, ecco, perché quelli sono lavori di minuteria, hai poco spazio per agire, non è tutto aperto che dici, vabbè, faccio con 2 pinze, no, non puoi. E allora momentaneamente, perché sono sicuro che è una soluzione momentanea, ho utilizzato la Loctite, che sarebbe l'attack, ok? L'ho buttato dentro, 2 passate dentro questo tubicino di gomma, le ho fatte un po' asciugare, poi ne ho buttato ancora dell'attack e poi gli ho infilato dentro questo pistoncino in acciaio che è quello che slittava all'interno del tubo di gomma. Adesso ho fatto asciugare ovviamente, adesso ho riprovato, adesso sembra che funziona a grip, però appunto secondo me non dura, cioè in teoria l'attack dovrebbe tipo sbriciolarsi, però l'importante è non fare la notte al freddo, ecco, insomma, come soluzione temporanea va bene così, insomma. Ed io ogni volta dico sempre, allora il cinebasto no, perché sarebbe un casino montarlo, robe in più, non c'è spazio qua e là, e va bene, quello no. Però porca puttana, cioè, vedi, io sono sempre quello che predica bene e razzola male. Io dicevo sempre, una piccola stufetta elettrica, porca puttana, che se succede una emergenza vai in area camper, ok? Perché qui il problema non è la caldaia funziona tutto a gas, a corrente, col motore e tutto, ma se non c'è la ventolina piccolina 12 volt che fa muovere il liquido dentro i termi, il caldo non va in giro nei termi, resta dentro la caldaia, hai capito? Quello che è il problema che ho. So che non voglio dare la soddisfazione all'Alde di pagargli 250 euro per quel cazzo di motorino, hai capito? Questo probabilmente ha il pistoncino un micron più piccolo, hai capito, e slitta dentro. Vabbè, l'ideale appunto sarebbe stringere con una fascettina, però non ho trovato ancora delle fascette microscopiche che stiano dentro e non aumentino il tutto troppo di diametro. Vabbè, si vedrà cosa fare, però ecco, ti voglio riportare questa esperienza, non per dirti del problema dell'Alde, cioè né per raccontarti troppo i cazzi miei, che magari possono interessare ma fino a un certo punto, e né per rivolgermi ai possessori dell'Alde, in quanto insomma sono pochi, ok?
Il discorso, bravo, come hai ben capito, che io invece volevo farti entrare forte, è che cazzo, se sei in vacanza, magari con la famiglia, sei in giro, un viaggio lungo, distante da casa, eccetera, eccetera, pensa sempre alle emergenze, cioè con la stufetta può rompersi quello che te vuole, al massimo non fai la doccia che non va il boiler, ma con la stufetta a corrente elettrica non c'entra più niente il camper, l'attacchi a una colonnina della corrente, cioè anche se dovesse saltare l'impianto del camper per assurdo, con un adattatore la fai uscire da una porta, una finestra, qualcosa e l'attacchi alla colonnina della corrente, hai capito? Quindi mi raccomando, una stufettina elettrica da tenere in camper sempre. In più, ma anche se bella, ogni volta che prendo pezzi per la Ducati volano tanti di quelle centinaia di euro che non hai idea. Però diceva anche il mio meccanico, mio amico meccanico, che effettivamente è vero, cioè la gente magari per la macchina, che Dio caro anche che serve, che deve andare al lavoro eccetera, cerca di spendere sempre il meno possibile oppure lascia là i problemi, li pospone eccetera, però la moto, porca puttana, deve essere, la spendono il male e deve essere sempre impeccabile, è vero. Sembra che l'attacco funzioni, volevo farvi vedere dove siamo. Avevamo prenotato ancora ieri, se no dopo le due disavventure non ci sarei neanche andato. Siamo all'antica abbazia, non mi ricordo il nome del paese, comunque siamo in provincia di Treviso, guarda Fufi, e siamo in provincia di Treviso. Dicono che è un ristorante, pizzeria molto valido, onesto. Qua vedi c'è un enorme parcheggio, in parte attaccato c'è addirittura un campeggio per camper. E girette. Guarda il Fufi, cosa fa il Fufi? Guarda, Ugan! Che tipo di Ugan? Guarda, vieni fuori. Dentro, guarda. Oh, Ugan! Lo vogliamo! Lo vogliamo, chiama bene! No, se... la risposta ora vedi tu, gli saccani del sud. Lo vogliamo! Che lo sono da fuori col gatto, il braccio prima. Sì. E da quest'altra parte hai un coso d'atterraggio. Sono tornati indietro. No, forse non sanno il napoletano. Io gli ho detto come andava, se andava tutto bene, loro hanno pensato che gli dessi carne e sono tornati indietro. Vedi, a volte non saper le lingue. Avrei potuto mai io, figlio degli anni '80, continuare a vivere senza questa esperienza? No, Dio caro, ecco qua il drive-in in camper. Femmina, cosa hai detto? La stirenzò capota e taconen. Ci sta manca ancora un'ora perché abbiamo prenotato alle 8:30. Ci sta intrippando tanto la serie dell'Uomo Ragno, cioè noi, almeno io, non guardo mai la TV, le serie TV, figurati, però quella dell'Uomo Ragno e dell'Uomo Ragno degli 883 ci piace veramente tanto. È proprio simpatico questo fine settimana a commissioni pa moto e a cenare qua. Che bella top house. Straconsigliatissimo. Pensa che questo posto me lo consigliò uno sconosciuto, non so perché, iniziamo a attaccare bottone in riva a un fiume nel Trevigiano e arriviamo a questo discorso qua che mi disse: mi raccomando, vai qua in questo posto, cos'è, che è l'antica abbazia, e io me l'ero segnato perché lo vedevi che era sincero, no? Effettivamente è un posto, ragazzi, vi straconsiglio, bisogna prenotare. Era questo che il Macopia a Scarosso Painting, che manca la striscia rossa però. Guarda qui dell'Isi si è fatta fioraia. Sei pronto per la materna? No, dobbiamo andare in una cantina a pinciarci un prosecchino, ma non esiste, guarda che rassa è ventera che viene su. Freddo, vento, brosa. Guarda sto camper, vedi? Che ha quei famosi oscuranti esterni che io ti dicevo, che li avevo visti in Toscana tanti anni fa, no? Su quei camper, no? Messi sotto al sole. È una cosa intelligente, cioè applicarli non so quanto facile può essere, nel senso che sono alti. Cioè magari su uno sgabellino, una roba del genere ci arriva, più che altro, vedi? Anche quello della cucina sembra semplice, ma è alto. Però ragazzo fanno veramente la differenza, perlomeno per la notte, insomma, ecco, anche perché sennò dopo ti blocchi tutto, ti sembra di stare dentro una bara, hai capito?
Io e Giacomino stiamo facendo gli esercizi di inglese come personaggio da descrivere. Abbiamo scelto Fantozzi, età, morto. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.